viaggio nell'anno del centenario ci porta a Vittorio Veneto, la città dove l'orgoglio di un popolo in ginocchio dopo Caporetto si tramutò in trionfo. Vittorio nacque nel 1866 dall'unione di Serravalle e Ceneda. Le venne dato il nome di Vittorio in onore di Vittorio Emanuele II. Lo stemma dei due comuni, di Ceneda e di Serravalle, era molto simile. Si differenziava solo per il colore di fondo, rosso per Ceneda e blu per Serravalle. Nel 1919 gli eventi portarono alla concessione della Croce di Merito di Guerra a Vittorio. In questo caso si ritenne che tutta la città meritasse questo riconoscimento. Vittorio Veneto sicuramente preesisteva alla battaglia finale. Ne è la riprova la celebre frase riferita dallo staff di Diaz e ricordata tra gli altri da Idro Montanelli, che ricorda il generale curvo sulla cartina geografica, lui un po' miope, che andava cercando questo paese, Vittorio Veneto, e a un certo punto nel suo dialetto napoletano sbottò: ma Vittorio Veneto, addo sta? Oltre a non ricevere il suo nome dalla Prima Guerra Mondiale, è teoria che accomuna molti storici che fu proprio questo luogo ad essere scelto per il suo nome, che contiene in sé il concetto di vittoria, che ha un suono così trionfale, per dare il nome alla battaglia finale, la battaglia di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto e i comuni della sinistra Piave furono i più bombardati, anche dall'artiglieria italiana. Per la popolazione civile, vecchi, donne e bambini, fu un anno terribile, l'anno della fame. Pensate che ci furono più morti tra la popolazione civile che tra le truppe in combattimento. L'esercito tedesco entra a Vittorio Veneto l'8 novembre 1917. Vittorio Veneto, grazie comunque alle sue strutture sanitarie, alle attività produttive, alle centrali idroelettriche, diventa subito il luogo ideale per creare il quartiere generale. E le truppe austriache e le truppe tedesche rimangono per oltre un anno nella città, alloggiando nelle ville grandi ed eleganti presenti appunto a Vittorio Veneto. Il territorio si presentava completamente sconvolto sotto tutti i punti di vista, economico, amministrativo, e anche per questi motivi troviamo da parte dei nuovi amministratori per lo più provvedimenti impacciati e improvvisati. Per disciplinare la popolazione e anche per ottenerne il consenso, gli austro-ungarici agirono con un sistema di ordinanze e di manifesti, le prime fredde e intimidatorie e i secondi molto più benevoli. Inoltre la popolazione aveva dei documenti per l'identificazione e dei lasciapassare per controllare il movimento degli abitanti. La Prima Guerra Mondiale si conclude formalmente il 4 novembre 1918 con quella che passò alla storia come la battaglia di Vittorio Veneto. È bene dire già da subito che per battaglia di Vittorio Veneto non si intendono gli scontri intervenuti tra Ceneda e Serravalle per la liberazione di Vittorio, ma si intendono le battaglie intervenute una sul Piave e l'altra sul Grappa già dall'inizio, cioè dal 24 di ottobre. La battaglia sul Grappa ad opera delle truppe del generale Giardino e la battaglia sul Piave ad opera delle truppe del generale Caviglia. Ci troviamo a Pozzuolo, di fronte al monumento dedicato ai caduti. Il 112 Fanteria attraversò il Piave a Ponte della Priula, proseguì per Susegana, quindi Conegliano.
e attraversando la bisettrice di Manzana arrivò qui, a Cozzuolo, alle 10:30 del 30 di ottobre e da qui proseguì per Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto trovò l'unica campana ancora esistente a suonare di festa per i fanti. All'azione del 112 Fanteria si associa il 29 ottobre l'azione dei Cavalieri preceduta dall'azione dei bersaglieri ciclisti. Attraversando il Benarè arrivano a San Giacomo e da lì puntano verso Ceneda. C'è da dire che in quei momenti le strade per portare a Vittorio Veneto non erano molte ed erano intasatissime di truppe di fanti. Da lì subito verso Serravalle e alle 6:30 del 30 ottobre arrivarono a Vittorio. La fontana che vedete alle mie spalle si trova a Salsa di Vittorio Veneto. Ha un aneddoto particolare. La leggenda vuole che qui gli arditi, arrivati per liberare Vittorio Veneto, si dissetarono proprio a questa fontana. Un'altra colonna formata dal reggimento Roma e accompagnata dai bersaglieri ciclisti, provenendo dalla vallata e attraversando Tarzo e Revine, si spostò verso Serravalle. Il 3 novembre 1918 a Villa Giusti di Padova fu firmato l'armistizio. Successivamente il generale Diaz firmò il bollettino della vittoria. Armando Diaz nacque a Napoli il 1861 e morì a Roma nel 1928. È stato capo di Stato Maggiore del Regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Nominato Duca della Vittoria alla fine del conflitto, sarà ministro della guerra e maresciallo d'Italia. Perché Diaz ebbe tanto onore nei libri di storia? Armando Diaz fu chiamato nel novembre 1917 a sostituire Cadorna dopo la disfatta di Caporetto. Riorganizzato l'esercito dopo Caporetto, guidò l'Italia alla vittoria, con le 3 battaglie più importanti: la prima battaglia del Piave, la battaglia del Sostizio e la battaglia finale della vittoria di Vittorio Veneto. Ma come fece Armando Diaz a riorganizzare un esercito che dopo Caporetto era praticamente dimezzato? Armando Diaz poteva contare solo su 33 divisioni, la metà di quelle di Cadorna. Quindi per rimpinguare l'esercito decise di arruolare tutti i giovani diciottenni, classe 1899, i ragazzi del 99. I giovani soldati della classe 1899 hanno avuto il battesimo del fuoco, il loro contegno è stato magnifico e aggiungeva, immortalandoli per sempre nella storia: li ho visti i ragazzi del 99, andavano in prima linea cantando, li ho visti tornare in esigua schiera, ma cantavano ancora. Il nuovo comando dell'esercito con Diaz fu meglio organizzato, ci fu più cooperazione e sicuramente venne data più fiducia ai sottufficiali. Diaz migliorò l'addestramento della fanteria italiana, ne sviluppò l'armamento, introducendo per esempio le maschere antigas. Fu lui a potenziare il corpo degli arditi. Diaz dedicò soprattutto molta cura a migliorare il trattamento dei soldati. Per esempio, furono abbandonate le pratiche più rigide, prima tra tutte la decimazione. Alle unità che scendevano dal fronte furono assicurati un riposo effettivo, alloggiamenti confortevoli, la possibilità di svago. Fu lui a creare i centri ricreativi, detti le case del soldato. Fu sempre lui a introdurre i giornali di Tricea, per curare il morale e intrattenere le armate impegnate nella difesa sul Piave. Famosa è la tradotta. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo
risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Firmato Diaz. Un aneddoto particolare riguarda il nome Firmato, un nome che andò molto di moda in quegli anni. La targa del bollettino della vittoria, firmato A. Diaz, venne esposta in tutti i comuni d'Italia e un po' per analfabetismo, un po' per ingenuità, un po' per grande ammirazione verso il generale che ha portato l'Italia alla vittoria, molti padri chiamarono i loro figli Firmato. Quindi tanti potenziali Armando diventarono Firmato. Molto particolare la storia dei Firmato. Nati l'anno della vittoria, furono protagonisti loro malgrado di un'altra guerra, la Seconda Guerra Mondiale. Il viaggio si conclude a Ceneda, in piazza Giovanni Paolo I, dove si trova il Museo della Battaglia. I primi pezzi furono raccolti da un ragazzo del 99, Luigi Marson. L'inaugurazione avvenne nel 1938. Al piano terra si trova una sala multimediale dedicata alla vita in trincea. Al primo piano un'ala è dedicata all'anno dell'occupazione. Il secondo piano è completamente dedicato alla battaglia finale. Alle mie spalle una teca dedicata ad Alessandro Tandura, eroe di guerra decorato con la medaglia d'oro. Fu il primo paracadutista a essere lanciato oltre le linee nemiche. Lasciamo Vittorio Veneto con il cuore ricolmo di gioia. L'energia della vittoria ci è entrata, ci è arrivata. Qui il sacrificio dei tanti soldati ha un senso compiuto.